Rivas. Italia, funziona. Attento. Ero sotto attacco da astinenza da nicotina. È arrivato un tu là che le ha sparate le sue, ok? Perché giustamente quando uno si alza con la luna storta va a fargliela storgere anche alle altre persone. Come no? Via, bang, eliminato dagli amici, da tutto quanto. E senti come si respira meglio. Cioè, semplicemente togliersi le erbacce da intorno. Ciao, vedi, a me dispiace bannare la gente, cioè uno scrive delle critiche, delle cose e lo butti fuori, no? È poco politicamente corretto, non è democratico. Però io devo pensare anche a me stesso, io devo smettere di fumare, quindi per motivi di salute devo per forza togliere via chiunque osa rompere i coglioni. Tieni conto che se sei un fumatore che ha provato a smettere di fumare lo sai, altrimenti non lo sai perché sono cose che bisogna provare. Quando uno smette di fumare o prova a smettere di fumare è estremamente irritabile in una maniera pazzesca. Difatti, se ti ricordi le puntate indietro, quando io avevo provato a smettere di fumare, avevo dovuto espatriare, ero con Alessia, gli ho detto guarda, devo andare via perché per quanto sia una santa donna tutto quello che vuoi, ma non c'entra, il problema sono io. Durante la fase in cui smetto di fumare, io come tanti altri, forse tutti, non lo so, comunque tanti altri, sentiamo questa irritabilità incontrollabile, cioè basta una minima cazzata per incazzarsi di brutto. E cosa succede? Quando ti incazzi di brutto mandi a fanculo lo smettere di fumare, cioè ti accendi la sigaretta, sei obbligato, hai capito? Quindi io adesso, oggi mi ero prefissato l'ultima, ok? È venuto fuori uno che aveva le sue idee, per carità, ma era lì tutto punzec e niente, l'ho buttato fuori e me ne sono riaccesa un'altra, ok? Quindi quella di prima non era l'ultima, ma era la penultima. Adesso basta, anche perché poi al pomeriggio mi arrivano i medicinali e io devo starci dentro, ragazzi, altrimenti qui non si guarisce più e la situazione magari rischia anche di degenerare. Brutto e antipatico da dirlo, lo so, però sai, è un canale sincero, quindi le cose vanno dette. Credo che sia una politica che manderò avanti. Ho sempre in qualche modo disprezzato, cioè non sono stato molto d'accordo contro chi bannava e espelleva così le persone, però vedo che sono costretto a farlo anch'io. E comunque la domanda è: perché devo tenere così gratuitamente, cioè non nel senso economico ma nel senso proprio ampio del termine, in piedi una cosa tipo il gruppo Facebook, la pagina, il mio profilo Facebook o che cacchio il canale, che cacchio ne so io, per ricevere rotture di coglioni? No, cioè no, ripeto, le rotture di coglioni ce le avevo quando lavoravo, però lì mi pagavano e quindi ricevevo dei soldi per mandar giù e affrontare delle rotture di coglioni. Ma dopo questa bellissima scelta di vita che ho avuto, no? Tutta questa libertà, questo piacere, questo benessere, devo anche tirarmi delle rotture di coglioni così a gratis e rovinarmi tutto il bello che mi sono creato? Perché? Perché? No ragazzo, no cazzo, no. Quindi mi dispiace, ma ho fatto così e farò così. Ho tirato avanti così tanto perché da una parte suona sempre come una specie di codardia, no? Perché non lo so, sembra che non vuoi affrontare, non vuoi sentire altre voci, eccetera eccetera, però io come tanti altri youtuber mi sono rotto i coglioni, cioè io sono stato l'ultimo a iniziare a bannare, a buttare fuori e forse me ne sono pentito di non averlo fatto prima. Maledetto gatto Amy, è andato via adesso? Eh? Il gatto! È nato! O c'è ancora? Eh? Il gatto! Maledetti gatti! È pieno di gatto qua! È tutto un gatto! Amore, è pieno di gatto. Brutto il gatto. Che osa passare qua davanti? Sì, non si fa digli gatto. Non si passa qua davanti così impunemente.
Singano, come te la passi col discorso coronavirus? Beh, ti dirò, per quanto possa sembrarti strano, questa comunque è una casa, quindi sto a casa come te, sto a casa come tutti, quindi sì, nulla di diverso. L'unica cosa che può esserci di diverso è il rifornimento del GPL e dell'acqua, però tieni conto che Pulmin ha il bombolone del GPL, quindi soprattutto nei casi in cui non si usa riscaldamento, cioè tipo con queste giornate che c'è sto sole qua, che tra parentesi i pannelli caricano a bestia, basta non mettere l'oscurante nel vetro davanti e ti fa da riscaldamento, insomma. E quindi gas non ne consumi. Per quanto riguarda l'acqua, beh, il Pulmin ha 300 litri di acqua come serbatoi, più ho sì, le tre tanichette anche da 5 litri l'una, che le uso tipo per le paste, per dar da bere al cane, quelle cose lì. E per il resto, beh, ho fatto la spesa tipo per un mese, insomma, quindi sì, problemi non ce ne sono. Se dovessi adesso appena mi finirà l'acqua o se dovessi finire il GPL, cioè io sto ipotizzando che ancora non è finita l'emergenza qui e la vedo dura che finisca perché guarda è pieno di gente che va in giro a fare quello che si dice jogging, a correre e correndo, ansimando e sudando buttano fuori tutti sti batteri. Sono molto più pericolosi loro che corrono avanti e indietro con queste tutine aderenti che le persone normali che puoi trovare per strada. E vabbè, fatta caso adesso sono diventati tutti corridori, tutti sportivi, cazzo. Fino a prima Netflix e Maria De Filippi, adesso tutti sportivi. Cioè adesso che bisogna stare dentro in casa chiusi, hai capito? Ma zia, cazzo. Vabbè, dai, il giorno che ci sarà un'emergenza di pestilenza sulle acque saremo tutti pescatori probabilmente. Ah sì, ecco, stavo dicendo prima che mi distraessi con quella del footing che se devo andare a fare un qualcosa, prendere un qualcosa tipo l'acqua eccetera, praticamente si va in tabacchino e loro ti danno questo foglio che è l'autocertificazione da compilare e scrivere cosa devi fare, dove devi andare, eccetera, eccetera, insomma. E io da qui non mi sono mai mosso, già che Alessia doveva andare in farmacia per i cavoli suoi, allora le ho dato anche il mio codice fiscale, il bancomat, gli ho detto guarda vai, sì, prendi anche la mia roba che è già caricata, hai capito? E quindi sì, non mi sono proprio mai spostato, quindi non ho avuto neanche bisogno di questa autocertificazione. Non mi hanno mai fatto storie per il camper, anche perché diciamo mi conoscono qua, quindi polizia, guardia di finanza, municipale, eccetera. Magari conoscono poco Pulmin, esatto, sì, ma Escarosso lo conoscevano bene. E quindi niente, perché io non ho la residenza qua, io non sono di Jesolo, sono spesso a Jesolo perché ho l'amorosa qua, hai capito? Però io non sarei di Jesolo. Però nel caso in cui io non vivessi in camper, cioè fossi qui, non so, in auto, in teoria, cioè uno che ha la residenza tipo con i genitori o che cacchio ne so io, va a convivere tipo da una fidanzata, eccetera, ma non è che cambia la residenza, eccetera, anche perché le convivenze, insomma, come tu mi insegni, possono durare dalla settimana ai 3-4 anni, insomma, quindi non è, non è che tutti, insomma, si portano dietro la compagna a vita, quindi legalmente parlando, insomma, non credo che se uno va a convivere da un'amorosa o sta un periodo da amici deve fare il cambio di residenza, hai capito? Cioè io nella mia vita ho dormito ovunque, in ogni parte del mondo, ogni volta che lavoravo, che potesse essere in Olanda o anche qua a Jesolo, o anche quando ho preso ero andato in Scozia, lì avevo il mio appartamento e tutto quanto, ma non è che ho fatto il cambio di residenza, eccetera. Quindi capisci, io sto cambio di residenza non l'ho mai cambiato da quando sono nato, insomma i posti ne ho cambiati tanti, o per brevi o per lunghi periodi, hai capito? Perché non lo so poi legalmente com'è, ma se ci pensi, no, logicamente com'è il discorso. Praticamente io ho la residenza, metti, non so, a Roma, a Ciapa, e sto fuori tutte le sere. Metti sono uno pieno di soldi, sono in giro ad alberghi tutte le sere.
Metti, sono uno che va sempre a casa di amici, sono a dormire a casa di amici tutte le sere, o che cacchio ne so io, cioè capisci? Non è che perché uno ha la residenza in un posto, secondo me, deve stare per forza sempre chiuso in quel posto, hai capito? Quindi, boh, la vedo così. Quindi, se mi dovessero far storie che sono qui col camper, gli dico, guarda, il camper è fermo qua, cos'è, una settimana, 2 settimane, quel che è, io sono qua con la mia ragazza da boh, un anno circa, e basta, semplice. Più, sì, gli dico, guarda, la mia casa è il camper, quindi non è che posso andare a qualche altra parte, nella mia casa non c'è la luce, non c'è l'acqua, non c'è un cazzo, insomma. Oh, tutti, chi fa footing? Tutti! Ma veramente, ma è una cosa... Non lo so, cioè non è tanto la mancanza di rispetto per questa epidemia che non riusciamo a bloccare e contemporaneamente mancanza di rispetto per chi tipo come me se ne sta chiuso dentro, no? Ma accidenti, cioè quello che mi stupisce, no? È sempre l'assurdità delle cose, perché questa cosa è la mancanza di rispetto, passami il termine, è una cosa normale, no? Ma l'assurdità è che Dio caro, non va mai in giro la gente a correre, fate caso, cioè, lo ripeto, proprio adesso che c'è il divieto di star fuori, perché veramente c'è il divieto anche di star fuori per cose immotivate, e sono tutti che fanno footing, cioè non capisco. Che poi per assurdo lo ricordo nuovamente, insomma, far footing è tutto un ansimare, un soffiare, un sudare, un lasciare germi e batteri a destra e a manca, insomma, quindi solo io che non capisco niente. Eccolo!